coinvolte di un furto, i ladri con il metal detector in una villa di Castelfranco, lo sfogo del proprietario, la mia vita è cambiata, per il trauma non dormo più da solo o mi chiudo in camera. Pusher 17enne arrestato dai carabinieri, spacciava giovanissimi anche di 14 anni, la droga era nascosta in una specie di magazzino. Ha prima importunato sessualmente una cameriera, poi ha picchiato il barista e un cliente è caduto a Pederobba lo scorso maggio. Un 37enne è finito ora davanti al giudice. Pesanti disagi anche in Veneto per lo sciopero generale convocato dopo l'accoltellamento di un capotreno a Genova, Treviso sportelli chiusi, tutti i treni cancellati per 8 ore. Domani seconda visita dell'ufficiale giudiziario in via Pisa, 54 famiglie regolari con il contratto d'affitto sfrattante, il buco milionario della ditta e il locatore che non li ha mai avvisati. Spiraglio per la crisi della Berco, stamane a Roma la prima riunione del tavolo ministeriale con azienda, sindacati, regioni e comuni coinvolti. In attesa del prossimo incontro l'azienda ha sospeso la procedura di licenziamento collettivo in corso. All'alba i funerali del pasticcere di Possagno Eros Soccal, che ha chiesto di far celebrare le sue esequie alle 6 del mattino, tempio canoviano gremito di amici. Si intitola Cancellazione gratuita, la nuova sitcom al via su Antena 3 venerdì 8 novembre alle 20:10. Protagonisti 2 attori trevigiani, Igor Barbazza e Davide Stefanato. Buonasera, bentrovate, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Prima di cominciare le notizie, come di consueto, vi proponiamo il sondaggio il cui esito andrà in onda questa sera su Ring durante la puntata a partire dalle 21 questa sera con il nostro Ferdinando Avarino. La domanda verte sul terzo mandato. Secondo voi ci sarà? Sì, ai numeri che vedete in sovraimpressione 0422 16 26 69 1. No, invece, se pensate che non ci sarà la possibilità per un terzo mandato, allo 0422 16 26 69 0. E cominciamo invece con il telegiornale, le notizie in apertura, lo avete sentito dai nostri titoli, ancora i furti. Questa volta a Castelfranco, una Marca razziata dai ladri per la quinta volta, una banda è riuscita a entrare in una villa di vetro, storica residenza estiva della famiglia di vetrai veneziani. L'incursione, l'ennesima, sta cambiando la vita degli inquilini. Sentiamo. È successo già, credo che sia la quinta, sesta volta. E una volta è successo anche che ero in casa io e hanno provato a prendermi anche, sì, e ho dovuto arrampicarmi e andare su questo pianerottolo. Aveva 18 anni Alexander Puntel quando si è ritrovato faccia a faccia con i ladri. Lui a tentare di tenere chiusa la porta da un lato, loro a spingere dall'altro, calzamaglia in testa e piedi di porco in mano. Da quel giorno chiude a chiave la camera quando è solo. Lo scorso pomeriggio una nuova incursione di ladri in casa sua. Lui era a Venezia per un concerto, i genitori in cimitero sono entrati rompendo questa inferriata. Un flessibile probabilmente hanno usato, con tutta la calma del mondo. Ed erano in tanti comunque. Abbiamo risaldato adesso e... Da qui in casa in un attimo, in salotto dove hanno sfondato una botola e poi probabilmente guidati da un metal detector hanno distrutto questa parete in cartongesso convinti che nascondesse una cassaforte. In realtà è una porta che è una porta murata e che avevamo anche murato col cartongesso e ci hanno addirittura tolto tutto quello che era il cartongesso. La cassaforte alla fine l'hanno trovata, l'hanno sradicata e presa. Hanno portato via tutte le cose d'argento, di oro di mia mamma, più anche delle cose che erano di mia nonna. Quindi adesso non abbiamo più niente, cioè, nel senso, se qualche ladro vedesse questa cosa, ve lo dico, non abbiamo proprio più niente. Cosa non ha funzionato nel sistema di sicurezza? Alexander se lo chiede da quel giorno. Le telecamere sono collegate alla vigilanza privata ma non avrebbero ripreso nulla. Il sistema d'allarme non ha funzionato. Il sospetto è che sia stato disinstallato da remoto, così come usano fare i cybercriminali. E così non c'è pace per la famiglia Puntel. Papà Patrizio rincasa in tarda mattinata alla scoperta dell'ennesima incursione dei ladri in casa sua. Si è sentito male. Nel pomeriggio la famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri chiamati non appena scoperto il fatto. Abbiamo fatto di tutto, ma c'è poco da fare. Quando loro ti puntano, in un modo o nell'altro entrano. Non compriamo più nulla, né oro né argento, non resto più a casa da solo la notte, lo dice apertamente a testa alta Alexander Puntel. Ecco come i ladri hanno cambiato la mia vita. Quando ad esempio sono da solo non riesco più a dormire, anzi certe volte addirittura chiedo a degli amici di poter dormire da loro. Dormo sempre chiuso a chiave, mi metto sempre qualcosa davanti alla porta, cioè
qualcosa che ti cambia la vita comunque. E avere un'arma avrebbe potuto servire a qualcosa. Non è bello arrivare a questo, sicuramente. Tra l'altro, per cosa la tieni se poi ti arrestano te e te la fanno pagare te? Nel senso, ti condanni praticamente anche. Dovrebbe essere proprio il sistema diverso. Ladri anche negli esercizi commerciali della Marca. 2 persone sono state bloccate e denunciate al risultato dei controlli disposti dal questore di Treviso, Alessandra Simone. In viale 4 novembre un 20enne bengalese, già gravato da precedenti specifici, stava per fare irruzione in un negozio di fotografia. Il giovane, armato con un bastone, ha tentato di forzare la porta d'ingresso, ma è stato sorpreso in flagrante da un equipaggio della Polizia di Stato che stava pattugliando proprio il quartiere Fiera di Treviso. Il 20enne è stato fermato e denunciato per tentato furto aggravato. Sempre sul fronte dei reati predatori è stato fermato un trevigiano di 56 anni. L'uomo è entrato nel supermercato Inse di Sant'Antonino, poi ha arraffato vari generi alimentari nascondendoli addosso ed è uscito dal negozio a piedi, ma ad accorgersi di quanto stava accadendo un dipendente che ha subito dato l'allarme allertando il 113. Gli agenti sono giunti immediatamente sul posto ed hanno raccolto in pochissimo tempo la descrizione del ladro da alcuni importanti elementi come in tempo reale la direzione di fuga del 56enne. La caccia all'uomo è durata poco, l'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti della polizia e della Polfer alla stazione ferroviaria di Treviso. Era già salito a bordo di un treno pronto per partire verso Venezia. Il taccheggiatore è stato fermato e la rifurtiva restituita al titolare del supermercato, mentre il 56enne dovrà rispondere di furto aggravato. Nel fine settimana è stata intensificata l'attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal questore di Treviso, Alessandra Simone. E questi sono 2 importanti risultati operativi sul fronte del contrasto ai reati predatori consumati all'interno degli esercizi commerciali. E ora a Maser, ha tentato di introdursi nella sua vecchia casa e ha aggredito un vicino con disabilità. Sorprende un uomo mentre cerca di entrare in una casa a pochi metri dalla sua e viene spinto a terra, dove resta fino all'arrivo dei soccorsi data la sua disabilità. Aveva con sé un taglierino, il 60enne che intorno alle 21 ha tentato di entrare in quella che era la sua abitazione in via General Cantore a Crespignaga di Maser, pignorata ormai quasi un anno fa. Si tratta di un ex imprenditore venetista che dopo il fallimento è caduto in stato di prostrazione. Trasferitosi fuori paese nei mesi ha tentato più e più volte di introdursi nella sua vecchia casa. Questa volta, armato di taglierino, ha scavalcato il cancello ed è entrato nel giardino. Poco distante, un vicino ha sentito dei rumori sospetti provenire poche case più in là e con la sua carrozzina e i cani guida si è avvicinato nella luce fioca della sera. Pensando fosse un ladro, il 50enne ha cominciato a intimare all'uomo di uscire allo scoperto, trovandosi però davanti il suo vecchio vicino di casa. Ne è nata un'aggressione. L'ex imprenditore ha alzato le mani nei confronti del 50enne in sedia a rotelle, ferendolo e facendolo cadere. Chiamato il 112, i carabinieri sono intervenuti prontamente, ma del 60enne non ne è stata trovata traccia. Sul posto anche un'ambulanza e un'automedica per prestare le prime cure al 50enne ferito, che è stato poi portato all'ospedale Cafoncello per gli accertamenti del caso. 15 i giorni di prognosi riportati. Sul fatto indagano i carabinieri. Pusher di 17 anni arrestato dai carabinieri, spacciava anche a giovanissimi di 14 anni, nascondeva la droga in un magazzino. Lo stavano tenendo d'occhio da tempo, controllavano i suoi spostamenti, fino alla mattina del 31 ottobre, quando i carabinieri di Castelfranco si sono presentati nell'abitazione del 17enne. Il giovane da tempo era sospettato di spacciare stupefacenti nel centro di Castelfranco a giovanissimi acquirenti. Siamo partiti proprio dai minorenni, che anche ragazzi di 14-15 anni che hanno fatto uso di stupefacente, e attraverso di loro siamo poi arrivati al responsabile di questa attività di spaccio. Il pusher minorenne con precedenti di polizia specifici è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dagli acquirenti siamo poi risaliti alla fonte e hanno poi raccolto tutta una serie di dati che hanno consentito di avere questo provvedimento di perquisizione, all'esito della quale è stata trovata la droga in casa del ragazzo. La perquisizione è stata effettuata dai militari dell'Arma di Castelfranco assieme a 2 unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torino.
Torreglia. In casa è stato trovato un ingente quantitativo di stupefacenti, oltre al materiale utile per lo spaccio al dettaglio, ovvero 483 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e la somma di 3.000 euro in contanti, frutto verosimilmente della vendita delle dosi. Il giovane è stato prima tradotto presso il centro di prima accoglienza di Treviso, poi, arresto convalidato, è stato affidato ad una comunità in attesa del processo. Un fenomeno, quello dei minori coinvolti in reati anche gravi, che preoccupa. Probabilmente c'è una minore percezione del gesto criminale che viene messo in atto e anche la presunzione forse di non trovare la giusta punibilità. In realtà il processo minorile fa il suo corso e alla fine le condanne sono come quelle per gli adulti. È finito davanti al giudice oggi un 37enne che nello scorso maggio a Pederoba aveva prima importunato sessualmente una cameriera, ha picchiato il barista e poi un cliente. Una giornata tranquilla che si è trasformata in un incubo per una cameriera. È accaduto lo scorso maggio a Pederoba all'interno di un bar. Un uomo, 37 anni, di Treviso, ha prima iniziato a molestare la giovane, le ha rivolto pesanti allusioni e poi è passato ai fatti. Ha tentato di baciarla e palpeggiarla. La ragazza, spaventata, ha tentato con tutte le sue forze di allontanare il molestatore, ma qualche minuto dopo l'uomo è tornato all'attacco. Ad un certo punto è entrato nel bar, il titolare ha corso in aiuto della sua dipendente. Il 37enne, infuriato, ha dato in escandescenze rompendo bicchieri, gettando a terra un vaso in vetro e aggredendo il barista, prima a sberle e poi colpendolo con un tavolino. Non contento, ha anche picchiato un cliente del locale che aveva cercato di aiutare il barista. Ora il 37enne dovrà comparire davanti al GUP Carlo Colombo, che potrebbe decidere il suo rinvio a giudizio. All'uomo vengono contestati reati di violenza sessuale, lesioni personali, minacce e danneggiamento. L'udienza è fissata per il 19 dicembre. Un camionista colpevole di aver causato un incidente e di essersi dato alla fuga senza prestare soccorso è stato individuato dalla polizia locale di Castelfranco Veneto in Grecia. L'incidente oltre un mese fa, quando una donna alla guida della propria auto lungo la regionale 53 era stata violentemente tamponata per ben 2 volte da un tir. Conseguenze sia per lei che per l'auto, ma l'autista ha proseguito la sua marcia senza che la donna riuscisse a prendere la targa. Gli agenti hanno avviato le ricerche recuperando nella rete di videosorveglianza il fotogramma ritraente il mezzo appartenente a un vettore greco ma noleggiato da un'azienda bulgara condotta da un cittadino macedone. Rintracciata l'azienda e i documenti dell'autista, si procederà ora al risarcimento e alla denuncia penale. E sono stati momenti di paura oggi lungo la Pedemontana nel primo pomeriggio. Un'auto, come vedete dalle immagini di Nicoletta Rizzetto, ha preso fuoco nel tratto tra Montebelluna e Spresiano all'altezza del chilometro 83 a bordo della BMW. Un uomo in viaggio per lavoro che ha cominciato a vedere fumo uscire dal motore. Ha fatto solo in tempo a parcheggiare nella prima piazzola di sosta utile e uscire dal veicolo prima che le fiamme divorassero completamente l'auto. Illeso ma sotto shock il conducente. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna intervenuti con 2 autobotti. L'incendio è stato domato in pochi minuti. Qualche disagio invece per il traffico deviato su una corsia nel tratto interessato poi per le operazioni di bonifica e rimozione del mezzo. Autovelox non omologati a Borso del Grappa. Scatta la denuncia da parte dell'associazione Altvelox a carico del sindaco di Borso, dirigenti della polizia locale, della stradale di prefetto e provincia di Treviso. L'associazione da tempo ha rilevato che l'amministrazione comunale di Borso del Grappa farebbe uso di apparecchiature per il rilevamento della velocità prive di requisiti tecnici richiesti. Gli apparati installati nel territorio comunale, come detto, privi di omologazione, addirittura non sarebbero stati mai autorizzati dal prefetto di Treviso e neppure dalla provincia proprietaria della provinciale 26. Un sistema a scatole cinesi, una ditta che affitta ad un'altra fungendo da intermediario, subaffitta a famiglie. Ora l'immobile che ospita 54 appartamenti finito all'asta è stato acquistato e le famiglie, da sempre regolari con l'affitto, sono costrette ad andarsene. Il servizio di Anna De Roberto. Domani mattina abbiamo appuntamento alle 8 e vogliono buttare fuori la gente con famiglia, con bambini che sono a scuola, e tutte in quei inquilini, 54 famiglie,
ha pagato fino all'ultimo centesimo, condominio affitto. Noi abbiamo un contratto che praticamente dice che fino al 2027 noi siamo qua ancora, che abbiamo pagato fino adesso, non è che è stato uno sfratto per mancato pagamento. 54 famiglie costrette a lasciare casa, oltre 400 persone finite in un sistema di compravendita più grande di loro. È la storia dei condomini di via Pisa, i civici 16, 18 e 20. Tutti gli appartamenti in locazione sono finiti all'asta per il buco da 8 milioni della ditta che aveva chiesto fido alle banche per ristrutturare l'immobile. Fallita l'impresa, fu intimato agli inquilini di non pagare più gli affitti. L'ultima cedola staccata è del dicembre 2023. Dissero loro di aspettare, raccontano. Intanto tutti gli immobili venivano svenduti ad una terza ditta che ora li sta mandando via. Questi qua vogliono sistemare gli appartamenti e vogliono praticamente vendere dopo. Cioè questo è un guadagno. 54 appartamenti acquistati per una cifra irrisoria, 1.800.000 euro. A nessuna di queste famiglie è stata data la possibilità di comprarsi casa. La locazione era gestita da un intermediario e come sublocatari, spiega Gaia Righetto, queste famiglie non hanno alcun diritto. Qua abbiamo in mezzo questioni di infiltrazioni camorristiche, gente che si è fatta i propri affari sulla pelle di persone comuni che lavorano, che sono in questo paese, in questo posto da tantissimi anni, e in più evidentemente una totale assenza dell'amministrazione comunale, perché in questo caso quando c'è stato il fallimento della proprietà potevano pensare di acquistare. Domani è prevista una nuova visita dell'ufficiale giudiziario, le famiglie non vogliono andarsene anche perché raccontano di non avere un'alternativa nonostante in questi mesi non abbiano mai smesso di cercare. Ci siamo fatti avanti, abbiamo chiamato delle agenzie, appena sentono un po' l'accento straniero loro praticamente subito ti danno come si dice, la risposta negativa, loro subito non vogliono stranieri. Seconda giornata di chiusura del sottopasso pedonale davanti alla stazione ferroviaria di Treviso dopo il caos di ieri. Oggi è andata meglio. Sono state installate delle transenne provvisorie per indirizzare i pedoni nell'attraversamento ed è stata potenziata la presenza di vigili urbani soprattutto nell'orario di uscita dalle scuole, che ieri ha rappresentato il momento di maggior criticità. Restano comportamenti scorretti in assenza della polizia locale di pedoni che attraversano con il rosso e dal lato vietato in direzione del cantiere. E sono stati pesanti anche in Veneto i disagi per lo sciopero generale convocato da tutte le sigle sindacali dopo l'accoltellamento di un capotreno su un treno regionale diretto a Genova. Treviso, sportelli chiusi, tutti i treni cancellati per 8 ore. Annuncio cancellazione treno. Il treno regionale 17334 di Trenitalia, previsto in arrivo da Trieste Centrale alle ore 14:27, oggi non è stato effettuato per sciopero dell'impresa ferroviaria. Hanno chiamato lo sciopero generale, anche giustamente a mio avviso, perché... Sei d'accordo? Sono d'accordo perché degli episodi così sono inaccettabili. Riconosco che c'è un serio problema per quanto riguarda la sicurezza, proprio dei controllori eccetera, ma io penso che la risposta di fare uno sciopero così era un po' eccessiva. Le motivazioni sono giuste, ma il tempo è troppo. 4 ore, 5 ore bastavano. 8 lunghissime interminabili ore di attesa. Un tabellone così non si era mai visto prima nella stazione dei treni. Tutti cancellati, nessuno escluso, fino alle 17 di oggi pomeriggio. È l'effetto dello sciopero nazionale indetto dopo l'accoltellamento di un capotreno su un treno regionale ieri. Caos anche a Treviso. Chi non era a conoscenza dello sciopero è rimasto bloccato. Dove dovevi andare? Sagrato. Devo andare a casa, però ho chiamato mia nonna e ci viene a prendere. San Giorgio di Nogaro con cambio o Portogruaro o Venezia o Mestre. E che fate? Aspettiamo. Siamo qua che adesso aspettiamo 4 ore, vediamo un attimo come andrà. Non aspetto più il treno perché oggi di sicuro non arriva. Lei resta qui fino alle 5. E per forza, devo andare a Brescia. Sportelli chiusi, un unico stand informativo gestito da Trenitalia. Una giornata di passione per i pendolari delle ferrovie, la stessa che attenderà chi userà i mezzi pubblici per andare a scuola o al lavoro venerdì prossimo, per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico proclamato senza fasce di garanzia. Uno sciopero della durata di 24 ore proclamato dalle sigle sindacali FILT CGL, FIT CISL, Will to Will, FAISA CISL e UGL FNA. La stessa MOM ha diramato un avviso ai cittadini a fronte dei disagi che potranno verificarsi sulla rete. E si sono svolti all'alba nel tempio di Possagno i funerali del pasticcere Eros Sokal.
L'aveva scelto lui stesso, le 6 del mattino, così aveva detto, verranno solamente quelli che mi volevano bene. Lo ripeteva spesso e lo ha fatto mettere in atto davvero alla sua scomparsa repentina e inaspettata. Di affetto ne ha ricevuto tanto Eros Sokal, ex pasticcere e grande amante delle moto, morto a 76 anni. In molti hanno affollato il Tempio Canoviano all'alba per i funerali del titolare della pasticceria nel centro di Possagno. Anche l'amico e politico Giuseppe Paolin. È stata una cerimonia molto partecipata che testimonia il suo essere un artista. Era un personaggio schietto, sincero, controcorrente. Io ho un aneddoto perché io ho comprato la mia prima moto aiutando in laboratorio da lui d'estate, quindi a 14 anni, quindi la passione per le moto me l'ha trasferita e poi anche per il Ducati, per le moto italiane, lui era un appassionato. Lo ricordo, penso tra gli unici qui in zona a partecipare al Festival Rock dell'isola di Wight nel 68. Un personaggio dalle 1000 sfaccettature, ricompensato nella sua eccentricità, nella sua generosità da centinaia di persone che all'alba, quando era ancora buio, hanno raggiunto il Tempio. E all'uscita uno spettacolo che Sokal avrà gustato tante volte, visto il lavoro mattiniero che svolgeva. È stato veramente un tocco scenografico così che lui ha saputo, nella sua maestria, ha saputo creare anche il giorno del suo funerale. Unica nota stonata non essere riusciti a far seguire alla cerimonia la sepoltura, orario troppo anticipato rispetto al consueto. Ha lasciato tutti perplesso questa cosa che non ha permesso ai partecipanti di poterlo accompagnare in cimitero, perché Contarina si è distinta anche in questa occasione per l'orario di sepoltura. Praticamente so che la salma è stata riportata presso le pompe funebri e poi è stato sepolto, mi sembra, verso le 10:30, e non ha permesso agli amici e chi presenti di poterlo accompagnare in cimitero. E si apre uno spiraglio per la crisi della Berco. Stamane a Roma la prima riunione del tavolo ministeriale con azienda, sindacati, regioni e comuni coinvolti. Crisi della Berco, sospese tutte le procedure finora annunciate, almeno fino al prossimo incontro previsto il 14 novembre. Al Ministero per le imprese del Made in Italy a Roma la riunione del primo tavolo per affrontare le difficoltà della storica azienda, parte del gruppo tedesco ThyssenKrupp, specializzata nella produzione di sottocarri cingolati. Presenti per il Veneto l'assessore regionale Valeria Mantovani, il sindaco di Castelfranco, i rappresentanti dell'unità crisi aziendali di Veneto Lavoro e la direzione lavoro. L'azienda si è dimostrata disponibile ad accogliere la nostra richiesta, che è stata fatta propria dal ministro Urso e quindi appunto dal Ministero, per cui adesso ci sarà questo momento di sospensione relativamente ai licenziamenti e chiaramente in questo frangente di tempo occorrerà riprendere il dialogo e quindi cercare tutte le soluzioni alternative affinché si possa in qualche modo, ove possibile, rilanciare l'azienda e chiaramente salvaguardare l'occupazione. Sebbene i 70 licenziamenti inizialmente annunciati per la sede di Castelfranco non siano poi stati formalizzati a fronte dei 480 per la sede di Copparo, resta alta la preoccupazione in Veneto e nella Marca. L'apertura del dialogo e di 10 giorni di tempo per avviare una trattativa sono comunque un fatto positivo per il sindaco Marcon. Dando il tempo alle parti di confrontarsi e cercare di trovare una soluzione, una via d'uscita a queste procedure di licenziamento collettivo che sicuramente non può essere in alcun modo portata avanti sapendo la ricaduta sociale che ha oggi a Copparo e potenzialmente domani a Castelfranco Veneto. Stato di agitazione per i lavoratori della Cappellotto di Gaiarine, azienda del settore spurghi, pulizia idrodinamica delle canalizzazioni, trasporto di rifiuti pericolosi. I sindacati contestano il blocco delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e chiedono un adeguamento salariale che tenga conto degli sforzi dei lavoratori. La FIM CISL è pronta al confronto con l'azienda per trovare una soluzione condivisa che soddisfi le esigenze dei lavoratori e garantisca la continuità produttiva. In assenza di risposte concrete saranno valutate ulteriori forme di mobilitazione.
E ora una piccola pagina dedicata alla sanità. Un complesso intervento chirurgico è stato eseguito con successo nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Oderzo per rimuovere una massa pelvica di oltre 20 centimetri di diametro che provocava intensi dolori e comprometteva diversi organi addominali di una paziente, una donna di 41 anni che si era presentata al pronto soccorso l'estate scorsa lamentando dolori persistenti nella parte bassa dell'addome accompagnati da vomito e un evidente aumento di volume addominale. La visita ginecologica aveva rivelato una cisti ovarica di ben 16 cm e una sospetta endometriosi. A ottobre il peggioramento delle condizioni ha reso necessario un ricovero urgente. La massa aveva ormai superato i 20 cm, di qui l'intervento d'urgenza con esito positivo. Ora cambiamo argomento. Una nuova area giochi inclusiva al Parco Ali Dorate nel quartiere di Monigo. La Giunta ha approvato il progetto di installazione di attrezzature adeguate e percorsi accessibili su una superficie di 130 metri quadri con pavimentazione antitrauma. Abbiamo voluto dotare uno dei parchi più importanti della città di uno spazio dedicato ai ragazzi con disabilità, ha spiegato l'assessore alle opere pubbliche Sandro Zampese. L'area sarà dotata appunto di un grande gioco principale e altre giostrine accessibili a tutti. L'opera avrà un costo totale di 86.000 euro. Conoscere la tiroide e le sue patologie. Avis Cimadolmo organizza una serata divulgativa prevista mercoledì prossimo. Ci piace dire la tiroide non ti cambia la vita, però ci devi saper vivere insieme. Certo. E quindi per esempio con una terapia che ti accompagna tutta la vita abbiamo addirittura preparato un libretto di domande e risposte sulla terapia perché tutti i santi giorni sei agganciato a questa piccola dose di ormone che ti permette di vivere. Imparare cose piccole ma fondamentali, conoscere a fondo la tiroide e le patologie ad essa collegate, quelle più gravi come il tumore ma anche quelle meno gravi con le quali si convive però tutta la vita. È l'Avis di Cimadolmo ad organizzare una serata informativa per coinvolgere tutta la cittadinanza. Diversi endocrinologi si alterneranno nella divulgazione mercoledì 6 alle ore 20:30 presso l'auditorium di Via Lovedina. Un momento di condivisione ma anche di informazione importante. L'Avis si occupa della salute della cittadinanza a 360 gradi. Ecco perché cerchiamo molto frequentemente di organizzare queste serate inerenti a tutto quello che è appunto la parte sanitaria, la sanità pubblica. Una piccola farfalla da proteggere, la tiroide, è un'arma, la prevenzione di cui ognuno di noi può servirsi. Proprio perché ci siamo passati attraverso abbiamo avuto il desiderio, il bisogno di fondare un'associazione che fosse un ponte tra il paziente e la sanità, perché il paziente potesse partecipare alla sanità e la sanità capisse il paziente. Vengono i medici della nostra ULSS che sono il fiore all'occhiello e un vanto proprio perché mettono a disposizione la loro esperienza, i loro anni di esperienza, la loro formazione per l'informazione, per dare qualcosa di più oltre l'orario di servizio, che non è poco. Una sitcom su Antenna 3, ma vi spiegheremo tutto dopo la pubblicità. A tra poco. Tornati in diretta, telegiornale di Treviso, proseguiamo con le notizie. Partirà venerdì 8 novembre alle 20:10 una nuova sitcom su questo canale che si intitola Cancellazione gratuita. Protagonisti 2 attori trevigiani, Igor Barbazza e Davide Stefanato. Bed and breakfast da B&B, Biagio e Bruno, che siamo noi. Genio. Il nostro primo cliente. Risate e divertimento con Cancellazione gratuita, un format leggero e divertente in onda da venerdì 8 novembre alle 20:10 su Antenna 3. La sitcom vede protagonisti 2 attori trevigiani, Igor Barbazza e Davide Stefanato, nel ruolo di 2 fratelli impegnati nella gestione di un B&B. La storia parla appunto di 2 fratelli che ereditano questo vecchio appartamento di mamma e decidono di avviare un'attività di bed and breakfast perché probabilmente potrebbe portare anche a dei guadagni. E all'interno di questo bed and breakfast ne avvengono di ogni con diversi personaggi che entreranno in gioco. Biagio e Bruno, i 2 protagonisti di una serie di gag divertenti. B&B da B&B, bed and breakfast da Biagio e Bruno. Chiaramente questi 2 personaggi sono
assolutamente sopra le righe, perché uno dei due, quello interpretato da Igor, è un personaggio che in qualche modo è più elegante, più fine nel modo di porsi, ma in qualche modo viene da delle esperienze anche lui relativamente importanti. Lui è stato, dov'era, che aveva prestato servizio? All'hotel Miramare, hotel da grado a Rosolina Mare. Invece l'altro, poverino, interpretato da me, Bruno, purtroppo ha dei limiti oggettivi, nel senso che lui attività imprenditoriali non ha mai fatte, cerca di ascoltare il fratello, ma i risultati sono veramente terribili. Quindi 10 minuti di divertimento, di risate, di equivoci, insomma, come ha detto giustamente Igor, per staccare un po' la spina. Una mini fiction per sorridere ed allontanare per qualche minuto i problemi quotidiani. Ci si diverte, si stacca la spina, 10 minuti, 10-12 minuti, quello è il minutaggio, si stacca veramente la spina, lasciamo da parte i problemi quotidiani, godiamoci questa miniserie TV e viviamo le vicende, le vicissitudini che questi due personaggi porteranno in scena, perché ne succedono veramente di ogni. Cancellazione gratuita, la sitcom di Antenna 3, da venerdì 8 novembre alle 20:10. Ora invece noi passiamo con le notizie dal Bellunese. Sopraffatto dalla malattia è morto stanotte il sindaco di Sospirolo Mario De Bon, aveva 55 anni. Mario De Bon non ce l'ha fatta. La notizia della morte del sindaco di Sospirolo si è diffusa stamattina di buon'ora e ha fatto rapidamente il giro della provincia e la commozione ha avuto il sopravvento. Mario De Bon aveva 55 anni e da qualche tempo conviveva con un cancro che lo ha sopraffatto. Lo scorso 13 agosto De Bon aveva inviato una lettera al presidente della provincia e ai colleghi consiglieri per comunicare le sue dimissioni per motivi personali da consigliere provinciale. Riconfermato la scorsa primavera, siedeva nei banchi del gruppo di opposizione Futura Centro-Sinistra Bellunese. Sindaco di Sospirolo dal 2013, Mario De Bon aveva intrapreso la strada dell'amministratore pubblico nel 2002, quando era stato eletto consigliere comunale a Pieve di Cadore, suo paese d'origine, ma non aveva lasciato la sua professione. Dopo la laurea in ingegneria meccanica all'Università di Padova, De Bon scelse la strada dell'insegnamento. Il suo ultimo incarico all'Istituto Brustolon di Belluno, dove era collaboratore del dirigente scolastico e docente di discipline meccaniche e di officina. Il presidente Padrin, nella nota di cordoglio, ricorda la determinazione di Mario De Bon nel cercare sempre il bene del territorio, la sua rabbia di fronte all'impotenza di un ente depotenziato dalla legge del Rio. Un sindaco con la S maiuscola, scrive Roberto Padrin, e per De Bon la gratitudine è unanime. Mario De Bon era un uomo forte e concreto, come solo i montanari sanno esserlo, capace di guizzi e pensieri lungimiranti. Mancherà a tutti. Violenza di genere, Belluno non è un'isola felice, lo dicono le segnalazioni per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking. Io ho donne di 82 anni che denunciano per maltrattamenti un marito dopo 47 anni di matrimonio, ho ragazze di 19 anni che convivono da 6 mesi e che arrivano al pronto soccorso coi segni dei morsi del compagno altrettanto maggiorenne. Ho avuto un insegnante che ha avuto il distacco parziale del lobo dell'orecchio da parte del marito, imprenditore. La violenza di genere è un fenomeno tragicamente in crescita nel bellunese, assolutamente trasversale sia per età che per status sociale e etnia. Non c'è tipizzazione, ma fatti estremamente complessi. Per questo la mobilitazione contro la violenza di genere collettiva, una missione per Confindustria Belluno Dolomiti che in questi anni ha promosso numerose iniziative dentro e fuori le fabbriche. Quello che possiamo fare e che facciamo è promuovere un pensiero diverso, un punto di vista diverso. Chiaramente non possiamo imporre nulla a nessuno, però quello che continuiamo a fare, non dico mensilmente ma quasi, è proprio questo, cercare di far cambiare il punto di vista alle persone. Sala del liceo Lollino gremita nel pomeriggio di operatori e esperti per l'evento che si inserisce nel programma di attività preparatoria all'Assemblea Generale di Confindustria che la Presidente Lorraine Berton non a caso ha voluto fosse convocata il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere. C'è una recrudescenza in ambito familiare, in ambito relazionale e affettivo di condotte violente, di scarso controllo della rabbia, di scarsa accettazione del no, della mancanza di consenso,
scarsa anche consapevolezza del rispetto per l'alterità del compagno, del partner, del coniuge. È la dottoressa Gallego a fotografare il fenomeno in provincia che non accenna ad arretrare. L'accesso precocissimo al web, dove corre e scorre l'insidia della violenza di genere e si nasconde un sommerso incredibile che talvolta emerge per indagini diverse. Gli autori di violenze sessuali, stalking e maltrattamenti sono sempre noti ed è il dato che contraddistingue il territorio bellunese, in cui l'abuso di alcol molto spesso trova cittadinanza nei fascicoli di violenza fra i capi di imputazione. Negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione della tempistica investigativa, ma le risorse a disposizione della Procura sono del tutto insufficienti, così come solo sulla carta resta la fattibilità tecnica dell'introduzione del braccialetto elettronico, se arriva e se funziona, puntualizza Gallego. Ma in provincia c'è una grande fortuna. Qui è più facile fare rete, fare lavoro socioassistenziale con e senza protocolli, fare cultura, intercettando i giovani. È davvero importante intercettare i giovani per sensibilizzarli sui vari problemi che li affliggono, ma soprattutto fargli capire da dove nascono i problemi che oggi affliggono la nostra società. È davvero importante fare un percorso insieme di crescita. Luci spente per 4 ore in orario notturno è la decisione a cui è stata costretta l'amministrazione comunale di Rongarone a causa del rincaro dei prezzi dell'energia. Dalle prossime settimane le luci su tutto il territorio comunale rimarranno spente da 00:30 alle 4:30. La misura annunciata avrà carattere temporaneo. Le proiezioni effettuate dagli uffici del Comune vedono una spesa di 57.000 euro in più rispetto al previsto per gli ultimi mesi fino a fine anno. Ridurre l'illuminazione notturna oggi, spiega il sindaco Padrina, ci consente di garantire la tenuta nei servizi del prossimo futuro e anche di assicurare l'illuminazione adeguata fino a fine anno e far sentire al centro e ai paesi il calore del Natale. Via ufficiale alla 38esima edizione dell'Ex Tempore di Scultura e al terzo Festival Belluno Città del Legno. Da Piazzetta Zampieri a via Roma, passando per il cuore del centro storico di Belluno, 15 postazioni per altrettanti scultori e artisti che dalle prime ore di questo pomeriggio hanno iniziato a prendere confidenza con un tronco di cirmolo o un pannello per realizzare le opere in concorso all'Ex Tempore numero 38. Siate ambasciatori del nostro territorio, ha detto il presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, agli artisti presentati uno ad uno nel Salone Nobile di Palazzo Fulcis. Il veterano è Max Solinas, artista poliedrico, veneziano di nascita, cadorino d'adozione con base e atelier a Cison di Valmarino. Vengono con un progetto nuovo, è una stilizzazione di una forma femminile. Chiaramente tornerà sempre al mio progetto, alla mia ricerca, perché non riesco a tradirmi, per cui tornerò a questa forma che sarà una connessione proprio tra la terra e l'uomo. Io l'ho pensato così il progetto. Ingaggiata in corsa la trentina di origine spagnola Imma Garcia, che sostituisce il fiorentino Luca Mommarelli. Mi ho preparata di corsa, ho pensato moltissimo, ho passeggiato molto per il bosco e per 3 giorni penso di non aver fatto altro che pensare, perché avere l'idea tante volte è la cosa più difficile. Ho avuto pochi giorni, il che mi ha salvato da una parte pensare per un mese e da un'altra parte mi ha messo un po' in agitazione, ma è stata una bellissima notizia tornare a Belluno. I 15 scultori raccolgono il testimone ideale della rassegna Oltre le vette per continuare a tessere il filo del dialogo, dell'amore per la città e le sue tradizioni. Si lavorerà all'aperto, ma fortunatamente con condizioni meteo non proibitive. La casa è tutto semplice, il laboratorio, lo spazio, i rumori, i silenzi e tutto. Venire qui è un po' come metterci in gioco. La cosa più bella sono le persone, io faccio per questo, perché le persone arricchiscono, io ho bisogno di arricchirmi. Il simposio di scultura organizzato dal Consorzio Belluno Centro Storico si concluderà domenica prossima con l'assegnazione dei premi Confindustria, Stampa e Fidapa. Le opere rimarranno esposte nel chiostro di Palazzo Fulcis per essere sottoposte al voto della giuria popolare. I risultati domenica 17 novembre. E con questo è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo di noi il meteo. A tutti auguro una buona serata, arrivederci.